io ho titolato il gruppo, no? Che era praticamente, a cui abbiamo titolato il gruppo di Ventimiglia. Lui mi dà lui e siamo andati a ritirare, perché c'erano da ritirare diverse gomme per i mezzi che avevano forato, no? E infatti all'indomani io poi sono stato messo in turnazione nella squadra dei liberi professionisti. Tu non eri nella mia squadra, né Dino? Non credo, no. Ecco, tu non eri. Qua sul coso io metto tutti i nomi. Sai che c'era Malfisi, il pretore di Atessa e l'ingegnere Bontempi. Lui stranamente non era nella mia squadra. Se non ricordo male, Dino l'hai incontrato alla stazione, o sbaglio? Sì, ecco, allora vediamo com'è andata. Decido di andare, non so come, adesso ce lo può dire lui, non so come lui viene a sapere che io andavo in Friuli. Allora ho avuto una telefonata e mi ha detto, lui mi dice, non ci conosciamo, infatti non ci conoscevamo, dice, però sarei pronto a venire anch'io. Allora gli ho detto con che il giorno e con quale treno partivo alla stazione, mia moglie mi ha accompagnato. Tanto è vero che ci siamo conosciuti nell'altra della stazione e abbiamo fatto il viaggio insieme. Quindi noi siamo andati, invece al ritorno non siamo tornati insieme. No, al ritorno no. Ecco, perché tornare insieme, tornare poi c'è tutta una trova. Quindi siamo stati su, lui non è stato assegnato alla mia squadra, noi non eravamo tecnici, quindi noi eravamo manovali, ci assegnavano nella prima squadra dove mancava un manovale, volevo dire. E io sono stato fino alla chiusura. Quanto tempo anche tu sei stato? Io dal 1° settembre alla chiusura. Cioè alla chiusura dall'1 al 15? Sì, è il 15 settembre. 15 settembre. Quindi cosa succede? Il giorno, mentre arriviamo, era stato deciso il giorno di chiusura del cantiere ed era il 15 settembre. E c'era anche un orario, alle 11:15 nel cantiere, vero e proprio fuori di Pinzano di Tagliamento di qualche chilometro, avevano allestito l'altare davanti a una casermetta piccola, perché la maggioranza dormiva nelle tende. A me Raimondo, sempre per via che ero un amico suo personale, mi aveva dato una branda dentro alla casermetta. Tu dormivi nella casermetta o nella tenda? No, casermetta. Sì. Casermetta, sì. Nella casermetta, vedi che ha trattato bene anche a te. E quindi l'appuntamento era lì. Allora cosa succede? Ci avvisano e ci dicono sabato nessuno va sul lavoro perché dovete essere qua alle 11:15, ed è stato un bene perché avendo alle 11:15 ha replicato il 6° grado della scala Richter. Tanto è vero che c'era la chiesetta, il prete ha per la messa con c'erano anche altri preti e ufficianti. Io ho una fotografia che sono dietro l'altare, sono 5-6 preti e tutta la popolazione, un piccolo paese di Pinzano, era venuto lì per essere presenti a salutarci. Allora lui ha fatto tempo di aprire il messale, di dire buongiorno l'officiante, poi è venuto il terremoto, siamo andati tutti a gamba all'aria. Io ricordo che sono andato a gamba come un birillo, al 6° grado non stai coi piedi per terra. E cosa faceva impressione? Che noi in questa zona fuori di Pinzano c'erano tralicci di alta tensione ma altissimi. Ed era impressionante, noi eravamo per terra e guardavamo questi tralicci che con i cavi che passavano sopra le nostre teste, che hanno oscillato di svariati metri, prima così, poi chiaramente scintille perché si toccavano. Non è che ci fosse pericolo che ci venisse qualcosa sulla testa, perché hanno tenuto, hanno oscillato, ma è chiaro che questi reti di tensione sono predisposti anche per terremoti ben più alti. Però a me cosa mi succede? Mi succede questo. Allora, una cosa importantissima che voglio dire, io ho un rapporto straordinario con una famiglia, non di Pinzano, di una frazione, del Pignano di Aragogna. Lì la famiglia Beltrame e Italo. Questa famiglia per noi ci è rimasta un po' nel cuore, a me e anche a altri di quel periodo. Perché? Questi qui sono venuti a chiedere aiuto agli alpini al 10° cantiere di Pinzano a Tagliamento 3 giorni prima della chiusura. Chiudeva il sabato, il cantiere chiudeva il sabato, loro credo che siano venuti il giovedì mattina. Si presenta Beltrame Italo, anziano ma tuttora vivente, purtroppo la moglie invece non è più vivente. Io devo ultime rapporti, a volte ci telefoniamo anche a Pignano. Mi chiamano, poi mi scuso che dico dovrei chiamarvi io, qualche volta non essere voi. E lui si presenta e gli dice sono terremotato e chiedo aiuto. Tanto era che il nostro presidente Raimondo poi ce l'ha raccontato, io non ero presente, e dice ma siamo da 3 mesi qua, chiudiamo fra 3 giorni e lei chiede aiuto. Forse è venuto tempo fa, io mi organizzavo meglio perché l'aiuto ai terremotati funzionava così.
Primo mese gli alpini hanno avuto, pur essendo presenti sempre in 300 per lavorare, avevano poco lavoro perché i terremotati non venivano a chiedere aiuto temendo di perdere il contributo statale, nazionale. Dopo un mese l'ANA è riuscita a fare, l'ANA e i comuni sono riusciti a far capire alla gente che dopo hanno subito un danno, andavano in comune, il comune mandava dei tecnici, valutavano i danni e scrivevano: qui c'è da fare questo lavoro così così. Bene, allora quando hanno scoperto quello, che lo Stato gli avrebbe dato adesso i danni, e noi facevamo i lavori coi soldi, coi 7 miliardi e mezzo degli americani, e che quindi quei soldi li avrebbero presi puliti, allora arrivavano. Poi dopo c'era un problema, tanto è vero che alla fine gli alloggi risparati, io parlo in tutto il Friuli, sono stati 3.800, ma se all'inizio fossero arrivati compatti ne avremmo di più perché la forza c'era. Come funziona? Una volta che venivano, dopo essere stati in comune, venivano lì, il capo cantiere li incontrava, diceva: dove siete, cosa avete? E in base al lavoro facevano un sopralluogo, mandavano una squadra, ma le squadre erano di 7 o 8, in cui c'era, grazie a Dio, il personaggio più importante era il muratore. Poi per caso nella mia squadra avevamo un ingegnere, ma è stato un caso, no? Sì. Poi infatti io ricordo il personaggio più importante era il muratore, poi c'era l'idraulico, c'era l'elettricista, come dico, noi avevamo anche un pretore, ma non serviva in quel caso il pretore di Attessa, provincia di Chieti, carissimo amico. E quindi allora si andava, e quando si finiva il lavoro gli si dava, classica cosa, gli si dava le chiavi in mano, per cui potevano rientrare. Però il discorso è che in questa fase qua subentrava un altro, un ragioniere con noi, e io lo ricordo, ce l'ho ancora davanti. Il cantiere aveva dei brogliacci che erano così, ve lo garantisco, aperti diventavano così, erano a ricalco su 6 fogli, ed erano i fogli in cui noi, il ragioniere, diciamo, il contabile dalla ditta, no? Dalla nostra squadra, scriveva sino all'ultima cosa, un mattone, una lampadina o un rubinetto, e diceva a questo qui a cui davamo la chiave: questi lavori sono stati fatti, io firmo perché qui il capocantiere firma, ma qui deve firmare lei. Firmavano perché la commissione americana sono stati 3 mesi con noi, e quindi loro una parte qui 6 fogli, in presumo che gli americani ne avevano 3 copie, e 3 copie le stavano a noi, erano su 6.